La prima edizione dei nostri telegiornali, buongiorno e ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Oggi venerdì torna l'appuntamento alle 13 con Andrea Ferrazzi e con Ecovisioni, quindi ne parleremo fra un'oretta circa. Prima però andiamo subito come sempre con la cronaca di una tragedia che si è consumata qualche ora fa a Galzignano Terme, le fiamme in un'abitazione e i vigili del fuoco che trovano purtroppo il corpo di un anziano deceduto in questa abitazione. Marta Zatta e Federico Cibotto in diretta. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi in questo momento ci troviamo proprio in via Meneghelli 1, Civico 1, dove appunto questa mattina è avvenuta la tragedia a Galzignano Terme. Un 86enne, la vittima Francesco Martin, un noto vivaista della zona, ha perso la vita tra le fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto alle 8:30 per un incendio che si è sviluppato all'interno dell'abitazione, ripresa da Federico Cibotto in questo momento. Appunto a perdere la vita proprio l'86enne. Le squadre dei vigili del fuoco di Abano Terme hanno cercato appunto invano di estrarre l'uomo, ma purtroppo per lui ormai non c'era già più nulla da fare. Lo ripetiamo, un uomo molto conosciuto in zona, tra l'altro anche i familiari che abitano proprio a lato dell'abitazione dell'86enne dalle prime ricostruzioni avrebbero anche tentato di domare le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco e di estrarre appunto l'86enne, senza però purtroppo riuscirci. Sul posto anche i carabinieri, il personale sanitario del SUEM 118. Tra le prime ipotesi al vaglio sembrerebbe che tutto sia nato da una scintilla sviluppatasi durante l'accensione di una stufa a legna. Ecco, quindi anche magari l'abbassarsi delle temperature di questi giorni, magari l'86enne necessitava di un certo calore, ha provato ad accendere la stufa e da lì purtroppo sarebbe nata la tragedia. Al momento sono ovviamente tutte ipotesi. Ora i carabinieri, i vigili del fuoco ricostruiranno nel dettaglio la vicenda e al momento vediamo anche i familiari entrare all'interno dell'abitazione, che al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazione perché giustamente si sono anche chiusi nel dolore. Per il momento da Galzignano Terme è tutto. Se abbiamo novità, aggiornamenti, ci risentiamo. Per il momento la linea può passare allo studio. Grazie a Marta Zatta. Restiamo nel Padovano, lo shock a Padova per la morte di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo scomparso insieme ad altri 4 italiani durante l'immersione alle Maldive. Oggi iniziano le difficili e anche pericolose operazioni di recupero dei corpi ancora in acqua. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia. Magistrati, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine. Dovrebbero iniziare in giornata le operazioni di recupero dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si attende un miglioramento delle condizioni meteo, ma le imbarcazioni della Guardia Costiera maldiviana con i sommozzatori a bordo sono già giunti sul luogo della tragedia. Tra le 5 vittime italiane c'è anche il padovano Gianluca Benedetti, 44 anni, istruttore subacqueo e capobarca. Aveva lasciato il posto fisso in banca per inseguire il suo grande sogno, il mare. Dal 2017 le Maldive erano diventate la sua casa per 7 anni, con una breve parentesi in Indonesia. Qui a Padova, in via Facciolati, abita ancora la mamma Paola, raggiunta ieri dalla terribile notizia. Nella foto del sito del tour operator lo si vede sorridente in barca. Insieme al 44enne padovano sono morte altre 4 persone, una docente di ecologia dell'Università di Genova insieme alla figlia 23enne, una ricercatrice torinese di Poerino e un altro istruttore subacqueo di Novara. L'equipaggio stava esplorando le grotte subacquee dell'atollo Vavu a 50 metri di profondità. Si erano tuffati dalla safari boat Duke of York, ma non sono più risaliti. Cosa sia accaduto resta un mistero. All'origine della strage degli italiani potrebbe esserci stato un problema alla miscela di ossigeno delle bombole, oppure il maltempo e il cambiamento delle correnti che potrebbe aver disorientato i sub. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato nelle scorse ore a Malé, dove incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. Tra i sommozzatori che inizieranno le ricerche c'è anche un esperto italiano che ha già
già collaborato con le autorità. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. La prima immersione sarà volta a esplorare i punti di accesso della grotta. Ancora dal Padovano la cronaca giudiziaria, l'ergastolo, la condanna all'ergastolo per Andrea Favero, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna Giada Zanola il 29 maggio del 2024 lanciandola dal cavalcavia dopo averla stordita con dei farmaci. I giudici però non hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione. Per i giudici Andrea Favero il 29 maggio 2024 ha ucciso la compagna Giada Zanola stordendola con gli psicofarmaci e poi gettandola dal cavalcavia sopra la 4. Il delitto però non è stato premeditato. La condanna all'ergastolo per il 39enne di Vigonza ha escluso però l'aggravante della premeditazione. Prima di ucciderla, mentre la donna era sotto l'effetto delle benzodiazepine che lui stesso le aveva somministrato, Andrea Favero l'ha violentata approfittando della sua incapacità di opporre resistenza. Il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Padova arriva dopo 4 ore di camera di consiglio. Per la famiglia di Giada Zanola la lettura della sentenza ha riconosciuto un po' di giustizia. Queste le parole di Papagino, che preferisce non farsi riprendere. Il massimo della pena, non si poteva pretendere di più. Adesso vedremo il prossimo anno in appello, se non sarà l'appello. Per adesso è andata bene. Un po' di giustizia per Giada. Molta. Finalmente può riposare in pace. Anche la sorella Federica, nonostante il grande dolore, è soddisfatta del verdetto. Dobbiamo andare avanti, che lei comunque non torna. Non è un momento di gioia di sicuro. E che quindi adesso qualcuno ci ha detto cosa potrebbe essere successo. Il pubblico ministero Paola Mossa aveva chiesto per Favero l'ergastolo per omicidio volontario premeditato aggravato dal legame affettivo nonostante la coppia fosse in fase di separazione. Il movente Favero non accettava la fine della relazione e aveva pianificato di uccidere Giada. I giudici però non hanno riconosciuto la premeditazione, ma hanno comunque stabilito il massimo della pena. Credo nella giustizia, ha detto il 39enne prima di conoscere la decisione del giudice. La difesa di Favero aveva provato a smontare la ricostruzione puntando sul dosaggio del farmaco che l'uomo avrebbe somministrato a Giada. Ora gli avvocati attendono le motivazioni della sentenza per poi fare ricorso in appello. L'abbiamo messa in conto come possibilità, però più che mai ero convinto delle buone ragioni che abbiamo esposto nella nostra discussione, che è proprio tecnicamente, scientificamente impossibile che i fatti si fossero verificati come contestato. Ho molta curiosità di vedere come la Corte giustificherà la sua decisione. Andrea Favero dovrà anche risarcire di 300.000 euro il figlio avuto da Giada Zanola e in totale 150.000 euro ai familiari di Giada. E poi invece dal Trevigiano una terribile vicenda di maltrattamenti con vittima un bambino di appena 13 anni costretto a lavorare in una stalla e picchiato a cinghiate dal papà, genitori a processo. Prima di andare a scuola era costretto a lavorare nella stalla, poi prendeva lo zainetto e andava a seguire le lezioni alle medie del paese. Un bambino che sorrideva poco, fino a quando l'insegnante di sostegno che lo seguiva gli ha chiesto cosa avrebbe fatto per la festa del papà. Ed è qui che è iniziata ad emergere la terribile verità. Mio papà è cattivo e mi picchia sempre, avrebbe detto il tredicenne. Così sono scattate le segnalazioni da parte della scuola. Il piccolo è stato sentito in audizione protetta. Gli investigatori hanno fatto il resto. Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri, intercettazioni audio e video che hanno disegnato una realtà di violenza e maltrattamenti. I fatti sono avvenuti lo scorso anno in un comune dell'Intera Trevigiano. Ora è iniziato il processo a carico dei genitori che devono rispondere dell'accusa di maltrattamenti familiari. Il tredicenne è stato invece allontanato dai genitori ed accolto in una comunità protetta. In aula è stato spiegato che il bambino adesso è sereno e contento. A far scattare il blitz una delle intercettazioni dove l'uomo stava picchiando il figlio che piangeva disperato, ma questo è stato solo l'ultimo episodio di una lunga serie. A volte il ragazzino veniva colpito anche con una cinghia per studiare, non aveva tempo, doveva accudire gli animali, pulire la stalla, prima e dopo la scuola. Il tredicenne ha 3 fratelli, uno più piccolo che sta con la mamma e 2 più grandi che lavorano nell'attività di famiglia. Il processo a carico dei genitori è stato aggiornato al 15 ottobre prossimo, giorno in cui potrebbe essere letta la sentenza.
Adesso andiamo a Possagno, dove sono state davvero ore di apprensione e di ricerche di uomini impegnati nelle ricerche di un centauro. C'era la segnalazione di un centauro scomparso, probabilmente finito con la moto chissà dove, ed è un giallo che poi si è concluso questa mattina con davvero l'incredibile novità, e cioè che non c'era nessun centauro scomparso a quanto pare. Ci racconta tutto da Possagno Nancy Galdi, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola e buongiorno a tutti i telespettatori da Possagno. Sono proseguite per tutto il pomeriggio di ieri le ricerche di questo motociclista segnalato come disperso in località Strada degli Alpini, qui nel comune di Possagno. L'allarme è scattato verso le 16 in seguito a una chiamata automatica di emergenza generata dal sistema di sicurezza di una moto con targa tedesca. La segnalazione è stata inoltrata dal NUE di Varese al SUEM 118 di Treviso e poi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Le coordinate rimandavano a quest'area particolarmente impervia dove c'è uno strapiombo, perciò si è davvero pensato al peggio, per poi scoprire in realtà appunto che non c'era nessun centauro disperso, è stato tutto un falso allarme. Ci racconta cos'è successo il sindaco di Possagno, Valerio Favero. Sindaco, ci dica. Sì, fortunatamente è stato un falso allarme, quindi non c'è nessun disperso. Cosa è successo? Dei volontari alpini del gruppo alpini di Possagno che stavano facendo una escursione per le scuole outdoor sul Monte Pallon, scendendo hanno incrociato due centauri di origine tedesca. Lo hanno scoperto perché? Perché appena dopo aver incrociato la loro macchina, uno dei due nella ripartenza è scivolato e la moto gli è caduta a terra in centro strada. I ragazzi sono scesi dall'auto e hanno dato una mano a rimetterla in piedi e farla ripartire. Nella serata, quando sono usciti degli articoli online, uno degli alpini mi ha chiamato dicendo: è successa questa cosa, visto che parlano di una moto potrebbe essere questa. Ci siamo sentiti con il comando dei Vigili del Fuoco, incrociando i dati che avevano loro e quindi la posizione della chiamata, la tipologia della moto, la nazionalità dei centauri, abbiamo capito che effettivamente la chiamata era dovuta appunto a quella caduta e quindi fortunatamente un falso allarme. Purtroppo però ha mosso i soccorsi e quindi la macchina dei soccorsi si è mossa in modo puntuale, preciso e in massa. È così, infatti, una disattenzione che però è costata cara, perché effettivamente si sono subito messi all'opera i Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto, SUEM 118, il soccorso alpino, ma anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e del SUEM 118. Sì, infatti la macchina dei soccorsi è partita in modo puntuale, immediato, perché poteva effettivamente preservarsi il peggio. In realtà fortunatamente non è stato così, speriamo che su questi sistemi di allarme ci siano dei modi per bloccarli prima che parta tutta la macchina di soccorsi, che ovviamente è partita nel modo corretto, non avendo riscontri diversi, però insomma far muovere i soccorsi in questa maniera diciamo che non è proprio così consono. Adesso il motociclista dovrà risarcire i costi dell'intervento? Ecco, questo non lo so, probabilmente lo verificherà il comando dei Vigili del Fuoco, diciamo che sicuramente va fatta molta attenzione alle segnalazioni. Ecco, grazie mille al sindaco Valerio Favero. Nicola, se non ci sono altre domande per il momento da Possagno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie. Adesso invece la vicenda degli spiati a nord-est, manager VIP, imprenditori, è un'inchiesta partita dalla DDA di Napoli che ha toccato anche il bellunese, con tra gli indagati i direttori degli uffici postali di Sedico e di VAS Sette Ville, subito sospesi dall'incarico. Ci sono i direttori degli uffici postali di Sedico, Luca Senatore, 56 anni, di Belluno, e di VAS Sette Ville, Sara Zanivan, 52 anni, di Feltre, nell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla vendita di dati personali estrapolati illecitamente dalle banche dati dello Stato. Entrambi sono indagati e la misura è l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nei loro confronti è già stato emesso il decreto che impone la restituzione delle somme indebitamente percepite per la presunta monetizzazione degli accessi al sistema Punto Fisco, poco più di 9.000 euro per Senatore, 4.150 euro per Zanivan. Entrambi i funzionari sono già stati sospesi dal loro incarico. L'indagine, coordinata dalla DDA di Napoli e condotta dalla squadra mobile partenopea, ha portato a 29 misure cautelari su 85 indagati. Al centro una presunta organizzazione composta da investigatori privati, funzionari pubblici e appartenenti alle forze dell'ordine, accusati di vendere informazioni
informazioni riservate a società di investigazione e recupero crediti in tutta Italia. Secondo gli investigatori, i dati venivano estratti illegalmente dalle piattaforme del Ministero dell'Interno, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane. Le interrogazioni abusive alla banca dati SDI sarebbero state pagate fino a 25 euro ciascuna, mentre le visure INPS costavano dai 6 agli 11 euro. La Procura di Napoli parla di migliaia di accessi illeciti e di un archivio clandestino con oltre 1 milione di dati. Adesso apriamo la pagina dei furti con un nuovo colpo nell'abitazione di imprenditori. È successo a Mogliano Veneto, la famiglia Bovolato molto nota in città a Mogliano. 2 o forse 3 malviventi che si sono introdotti in una villa mentre all'interno c'erano i proprietari, la coppia di anziani, come dicevamo, molto conosciuta in zona. Sono entrati nel cuore della notte in silenzio mentre i proprietari erano ancora dentro casa, attimi di puro terrore in via Magenta nella zona ovest di Mogliano Veneto, dove una banda composta da 2 o forse 3 malviventi ha preso di mira la villetta della famiglia Bovolato dove vivono i 2 anziani coniugi. Voi eravate in casa allora? Certo. E non avete sentito niente? Nulla. Il furto è avvenuto attorno alle 22. I ladri hanno utilizzato la cosiddetta tecnica del buco sulla finestra, un foro praticato sugli infissi per riuscire ad aprire la serratura senza fare rumore e senza attirare l'attenzione. Una volta dentro, i malviventi si sono mossi con estrema cautela, hanno rovistato nelle camere da letto, nei mobili e negli armadi, mettendo completamente a soqquadro parte dell'abitazione. Risparmiate soltanto la cucina e il salotto, dove in quel momento si trovavano separatamente i 2 anziani coniugi. Io ero in cucina, mio marito in salotto, ma hanno passato tutte le stanze e noi non ci siamo visti niente. Per fortuna che mi sono trattenuta ad andare a letto quella mezz'ora che loro sono passati, ma non ho sentito nulla. Hanno passato tutte le 10 stanze. Madonna mega protetto, perché veramente avrei avuto un shock che adesso salire all'ospedale è il neuro, perché guarda, sono tutto tremante, mi dispiace, mi sono scappata. Mi dispiace tanto signora, mi dispiace tanto per quello che le è accaduto. Quanti anni avete voi? È passata l'80. Solo il caso ha evitato il peggio, vittime e ladri infatti non si sono mai incrociati faccia a faccia, un dettaglio che oggi viene visto come una vera fortuna considerando la tensione e la paura vissute dalla coppia. I malviventi sono riusciti a fuggire portando via denaro e altri oggetti di valore, facendo perdere rapidamente le proprie tracce nel buio della sera. La donna, ancora profondamente scossa dall'accaduto, non ha voluto mostrarsi alle telecamere, ma ha accettato di rispondere ad alcune domande dal citofono. La paura è ancora fortissima. Non sono in grado di parlare, sono tutta scombussolata. Avete subito uno shock? Per forza. La famiglia, tra l'altro, non sarebbe nuova a episodi del genere, in passato avrebbe già subito altri furti. È la prima volta che vengono? No, la seconda volta, anche l'altro anno, a agosto. Non se ne può più ormai? Ah sì, e poi potevo anche aspettarmela, ma sono sempre ottimista perché un mese fa hanno tagliato la rete di recinzione nella parte dietro del campo. Immediata la denuncia ai carabinieri, gli investigatori stanno ora cercando elementi utili per risalire ai responsabili. Si è trovata invece di fronte i ladri Anna Zanchetta, la 63enne di Mareno di Piave, che ai nostri microfoni racconta quei momenti terribili. Ti cade proprio addosso perché poi fra l'altro vivendo da sola la paura è tanta, però mi devo abituare. Sicuramente. Le lacrime agli occhi, la voce rotta dalla paura, l'angoscia di non sentirsi più sicura a casa sua. Anna Zanchetta vive in via Molino 20 a Mareno di Piave da ben 38 anni e mai si sarebbe immaginata di trovarsi faccia a faccia con un ladro. L'incubo è iniziato alle 8:32 di ieri mattina, quando un malvivente ha tentato di entrare dentro la sua abitazione. Io ero in stanza da letto, ho sentito l'allarme suonare e poi anche battere dei colpi molto forti che provenivano dal salotto. E lì mi sono fatta forza, mi sono alzata e ho visto questo signore
dal balcone del salotto, che lo aveva già ormai scassato e lo stava ancora tirando verso di lui per aprire meglio, per entrare. Bastava solamente fare un foro nella finestra e lui era già dentro, e io lì ho mollato un urlo dicendo chi è, e lui con la mano mi ha anche fra l'altro come salutato dicendomi tranquilla, tranquilla. Un uomo alto quasi 2 metri, pelle chiara e un berretto nero in testa. Questo l'identikit fornito da Anna ai carabinieri intervenuti sul posto. Dallo spavento la 63enne si è sentita male, tanto da dover essere accompagnata al pronto soccorso. Ho chiamato i carabinieri, poi io mi sono sentita male, non riuscivo a respirare e poi mi tremavano, avevo formicolio alla bocca, non riuscivo ad aprirla. Lì hanno chiamato l'ambulanza e mi hanno portato via in ambulanza. Avevo la pressione molto alta, a 190, e hanno fatto vari elettrocardiogramma, un TAC, esami del sangue, e purtroppo c'è stato questo gran spavento che mi ha scombussolato tutta. Via Molino non è però nuova a episodi del genere. Una vicina ci racconta che solo nel suo appartamento i ladri hanno fatto irruzione per ben 4 volte. Ora, quel che resta di tutta questa brutta storia, oltre alla paura di non sentirsi più al sicuro, c'è anche la rabbia di essere stati violati in quello che dovrebbe essere il proprio posto, casa. Mi è rimasta quella voglia di rivendicarmi, ma no, non ce la posso fare, purtroppo sono una donna e non riuscirò mai a vendicarmi di queste persone. Spero solo che non mi arrivino più. Adesso torniamo a parlare del maltempo che continua a imperversare un po' in tutto il Veneto e anche nella Marca. L'attenzione resta alta almeno fino a domani, soprattutto nei luoghi già colpiti in questi giorni dalla devastazione, come a Villorba. Lunedì Villorba ha vissuto l'incubo di una seppur rapida tromba d'aria e oggi la Protezione Civile è sul campo per monitorare la situazione. Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Lo hai detto bene, la Protezione Civile di Villorba è pronta a scendere nuovamente in campo per monitorare la situazione dopo giorni difficili per il territorio comunale. Qui con me il sindaco di Villorba Francesco Soligo, il vice sindaco Alessandro Dussina, che è anche componente della Protezione Civile. Sindaco, oggi pomeriggio c'è un maxi sopralluogo della Protezione Civile, perché? Sì, buongiorno a tutti. Sì, oggi pomeriggio ci sarà un sopralluogo della Protezione Civile in tutto il territorio per tenere d'occhio fiumi, canali e per vedere la situazione anche nei parchi pubblici. La conta dei danni qui a Villorba è ancora in corso? Sì, è ancora in corso, siamo per il momento circa sotto ai 90-100.000 euro per quanto riguarda la conta dei danni da alberi abbattuti e attrezzature comunali. Quindi bene la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Presidente Stefani, immagino? Sì, bene che sia stata fatta la dichiarazione di allerta e noi abbiamo aperto il COC la mattina stessa e quindi su questo adesso stiamo cercando di monitorare come va il meteo per essere pronti alle evenienze, insomma. Ecco, prima di ritornare al sindaco e al vice sindaco, Nicola, andiamo nell'Alto Polesine. Nell'Alto Polesine si è registrato un fenomeno molto simile a quello che si era verificato lunedì qui a Villorba, una tromba d'aria, un fenomeno violento, improvviso, che fortunatamente è stato molto localizzato, ma che ha creato danni e tanta apprensione. Così dunque nel pomeriggio di ieri a Fiesso Umbertiano. Eccole le impressionanti immagini del tornado che si è scagliato con estrema violenza su Fiesso Umbertiano, nell'Alto Polesine. Un vortice di vento e pioggia che ha sradicato alberi, pali della luce e divelto un tetto di una bifamiliare in via Traversagno. La forza devastante del vento, come si può vedere dalle immagini di Luca Tecchiato, è riuscita a sollevare il tetto, fortunatamente senza causare feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro senza sosta dal primo pomeriggio, per mettere in sicurezza l'area e aiutare l'abitazione colpita.
Immagini che mettono i brividi e che hanno creato non poco panico tra chi abita nelle vicinanze. Nei prossimi giorni i tecnici procederanno a mappare la larghezza e la continuità del corridoio di distruzione lasciato dal passaggio della tromba d'aria, oltre a quantificare l'entità dei danni. Sul posto è intervenuto anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che proprio nelle scorse ore aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che aveva colpito anche Verona, Treviso, Vicenza e Venezia negli ultimi giorni. Abbiamo aperto anche con tutti gli strumenti necessari la dichiarazione dello stato di emergenza per quanto riguarda il nostro territorio. Tra l'altro oggi sarò a Rovigo in prima persona a verificare anche eventualmente i danni che si sono verificati. Restano ore di allerta, ovviamente noi siamo in costante collegamento con la Protezione Civile per verificare e monitorare. Ovviamente speriamo che la situazione si possa risolvere al meglio. Così dunque a Fiesso Umbertiano, ma il dossier maltempo è aperto. Questa è la prima ondata di questa stagione. Alessandro Dussin, vice sindaco, componente della Protezione Civile, anche lei questo pomeriggio scenderà in campo per monitorare la situazione qui a Villorba. Sono fenomeni tra l'altro sempre più intensi. Sono fenomeni sempre più intensi, siamo qui a disposizione appunto a coordinare anche le azioni con la Protezione Civile, faremo sicuramente delle verifiche dei sopralluoghi e stiamo monitorando un po' il fatto che sembra che la fascia colpita qui di recente sia la stessa che ci ha colpito 2 o 3 anni fa e quindi vorremmo capire anche con ARPA probabilmente di capire se effettivamente c'è una linea di aria che probabilmente si crea per qualche motivo, non lo sappiamo, però a questo punto anche monitorare magari dei punti un po' più precisi, perché se ci sarà un terzo episodio sarà probabilmente un monitor che dice che questa è una linea che verrà colpita anche altre volte forse. Quindi. Voi chiedete di fatto un monitoraggio ad hoc per questa fascia di territorio o perlomeno dovete studiarlo? Vorremmo studiarlo perché 2 episodi in poca distanza di tempo, quindi 1 anno o 2, sono già un dettaglio non di poco conto, quindi sì, vorremmo monitorare e capire bene. Sindaco, quindi va fatto un focus su questo? Sicuramente sì, quello che ha detto il vice sindaco è perfettamente in linea. È vero, l'anno scorso, forse 2 anni fa, la stessa fascia è stata colpita da una violenta tromba d'aria improvvisa, 30 secondi di paura, quindi magari se c'è qualcuno, qualche istituzione che ci può dare una mano per studiare questa linea, magari la prevenzione viene fatta prima. Può essere più efficace. Grazie davvero Sindaco Soligo, grazie Vice Sindaco Dussin. Nicola, io ti lascio con una panoramica dei danni tra campi e vigneti nella Marca Trevigiana. Ti dico anche che poco fa ho sentito il sindaco di San Polo di Piavo, Nicola Fantuzzi, che mi ha confermato come sul suo territorio di fatto si sia perso già il 15-30% di coltivazioni, quindi sono dati già importanti, impressionanti, siamo soltanto a metà maggio, ma nel servizio di Nicola Marcato, con il quale ti restituisco la linea, si fa proprio il punto esatto sulla situazione nella Marca trevigiana. È il Trevigiano una delle aree più colpite dall'ondata di maltempo che da giorni sta attraversando la Marca. Grandine e raffiche di vento hanno danneggiato pesantemente soprattutto i vigneti, ma anche seminativi e colture orticoli. Abbiamo avuto nella prima ondata di lunedì la zona un po' a sud di Treviso, parliamo di San Biagio di Callalta e qualcosa verso il Monte Bellunese e quella zona lì. Poi la zona di Salgareda. Il giorno successivo la zona più importante che è stata colpita è quella, diciamo, tra Ormelle e Fontanelle, quindi parliamo della zona nord di San Polo di Piave. In alcuni casi i temporali si sono abbattuti più volte sugli stessi appezzamenti nel giro di poche ore, aggravando ulteriormente la situazione in una fase delicata della stagione produttiva. Confdifesa ha già avviato i primi sopralluoghi tecnici nelle aziende agricole colpite per verificare l'entità dei danni. Ci sono appunto delle zone molto colpite, poi basta una strada, un argine, l'autostrada per delimitare una zona dove invece il danno si riduce drasticamente, quindi ci sono degli epicentri e poi ci sono delle zone in cui la grandine sembra aver perso vigore e poi ritorna a colpire, quindi questo dà il classico problema macchia di leopardo che non ci consente di dire in tutto quel comune la produzione è 0, ma in quel comune ci sono 10 aziende con produzione 0, altre 50 aziende con produzione 50 eccetera, quindi questa è una tipica, diciamo, formazione, no, legata a un danno a celle temporalesche
burrasche molto intense, ma fortunatamente spesso anche molto concentrate. Resta alta la tensione sull'evoluzione del meteo. Secondo le previsioni, infatti, il rischio di nuovi temporali intensi proseguirà anche nelle prossime ore. Allora, non so se abbiamo Filippo Fois in diretta da Venezia. No, mi dicono di no. Allora andiamo in pubblicità. Ripartiremo dal cordoglio, dalla commozione, dallo strazio di un'intera comunità. Ieri l'ultimo saluto al piccolo Lucas, il bimbo di 6 anni travolto e ucciso dal muletto guidato dal padre nel parcheggio dell'azienda. Ripartiremo da questo momento di grande commozione e poi di nuovo in diretta. Smette di piovere improvvisamente. È il momento della consacrazione del pane e del vino. Un raggio di sole si fa spazio fra le nubi plumbee che incombono e avvolgono il cielo sopra l'arcipretale di Sedico. Se esiste un luogo oltre a quello terreno dove il piccolo Lucas, il miracolo d'amore di papà Gabriele e mamma Jennifer, appena ricordato Don Fabiano, sta facendo una delle sue acrobazie, arrampicandosi sulle spalle di Gesù, ebbene, se quel luogo esiste, il segnale è arrivato, diretto e chiaro, e ha riempito i cuori delle migliaia di persone che in silenzio hanno riservato l'abbraccio di amore e di vicinanza alla famiglia De Marca. Più tardi quello stesso raggio, potente e caldo, raggiunge la piccola bara di legno chiara sovrastata da un cuscino profumato di rose bianche e iris. In chiesa la funzione è preceduta dalle parole di amore e sostegno indirizzate a papà Gabriele e arrivano direttamente dall'anima di Lucas, il Piccenin, l'amore grande di mamma Jennifer. Sei nato per aiutare gli altri, per dare il dono della maternità, per far conoscere un amore infinito a me e al tuo papà, per rendere migliore questo mondo e chi ti incontrasse. E adesso sali in cielo per aiutare altri bambini bisognosi del tuo aiuto. È per te ogni cosa che c'è. Ninanà, ninaè. Nelle parole di mamma Jennifer c'è spazio per le scuse delicate nei confronti dei soccorritori e degli agenti per aver fatto prevalere nei momenti più strazianti il dolore al posto dell'educazione e del rispetto, e ci sono i ringraziamenti alla comunità intera presente anche nel momento struggente del commiato. L'omelia di Don Fabiano del Favero, parroco di Longarone, originario di Rivamonte come mamma Jennifer, è intrisa di aneddoti felici e del ricordo lacerante di una settimana fa. Don Fabiano ha battezzato il piccolo Lucas e a Lucas riserva le carezze del Vangelo. Par quasi che qui amore non ci sia, messi di fronte allo straziante doverti salutare e lasciarti andare. E invece questa chiesa è inondata d'amore, dice fra le lacrime. Lucas, ora non serve più che tu chieda alla mamma di chiedere a Don Fabiano qualcosa di Gesù. E lì mi arrivavano le domande di suggerimenti, magari con un audio, di modo che lo potessi ascoltare direttamente. Ora tu sai, Lucas, com'è il volto del Cristo. Ne riconosci i tratti, tu da sempre da lui pensato. Oggi sono io a farti una richiesta, piccolo amico. Arrampicati un poco sulla schiena di Gesù e sussurragli nell'orecchio. Li vedi? La mia mamma bella Jennifer e il mio grande papà Gabriele. Lo vedi? Il mio fratellino Nicola insieme ai miei nonni e ai miei cari. Gesù, digli, fammi un piacere. So che tu per i bambini hai un debole. Aiutami a far sì che possa star loro accanto. Dentro e fuori la chiesa la commozione non dà tregua. I gesti per Gabriele e Jennifer sono semplici e carichi di affetto, sospesi nel silenzio di un tempo immobile, dove il ricordo di una vita breve continua a vivere dolcemente nelle mani e nei pensieri di chi resta. Il racconto di Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi dello straziante addio al piccolo Lucas a Sedico. Andiamo adesso invece a Venezia, manca poco più di una settimana ormai al voto per le amministrative. Gli studenti sono in campo, per gli studenti universitari, per chiedere di ripensare la residenzialità. Buongiorno a Filippo Fois in diretta con Sandro Ponchio.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Più che in campo siamo in comune, ci siamo anche rifugiati qui sotto a Ca' Farsetti perché sta piovendo anche a Venezia. Sono con Iris Mioni della rete degli studenti medi, Angelica Morresi dell'UDU, l'associazione degli studenti. Voi avete proposto una specie di programma che vi riguarda da firmare ai candidati alle prossime comunali. Che cosa chiedete? E abbiamo appunto scritto questa piattaforma cercando di raccogliere al meglio le proposte di studentesse e studenti. I temi principali che sono inclusi all'interno della piattaforma sono sicuramente la questione abitativa, infatti in isola ormai è molto difficile trovare un alloggio ad un prezzo adeguato, i trasporti che devono soprattutto essere implementati da e verso le residenze universitarie e gli spazi di socialità. Almeno questi sono i temi dal punto di vista più universitario. L'analisi che fate è molto completa e ci sono anche i prezzi. Quanto costa vivere a Venezia? Vivere a Venezia, io non sono di Venezia, quindi non saprei dire, chiedo ad Angelica. Per quello che riguarda i prezzi, per esempio, degli appartamenti e degli studentati? Per gli studentati arriviamo a singole che vanno oltre 1.000 euro, mentre a prezzi delle doppie oltre i 600 euro. Se invece andiamo sul mercato privato i prezzi possono lievitare in modo esponenziale, diciamo. C'è un problema anche di trasporti? Sì, i mezzi di trasporto non sono assolutamente sufficienti e non bastano a contenere tutti gli studenti e le studentesse che si ritrovano a dover, cioè che vanno nelle varie scuole, e i vari plessi, e tra l'altro per i vari casi di ridimensionamento scolastico ci ritroviamo ad avere plessi pieni, fin troppo pieni, con classi pollaio sovraffollate, dovuto anche al fatto che non ci sono abbastanza insegnanti a coprire le cattedre, e ci ritroviamo ad avere classi prime che accolgono anche 30 studenti e non permettono uno svolgimento adeguato delle lezioni scolastiche. Inevitabilmente, stando a Venezia, c'è anche un'analisi sul turismo di massa. Voi avete detto, sembra che vogliono fare le cose più a favore di un turista che magari si ferma per un paio di giorni che noi che ci viviamo tutto l'anno. Beh sì, questo è un po' un sentimento comune che accomuna sia gli studenti che i residenti all'interno di questa città, proprio perché vediamo che ci sono moltissimi investimenti per la turistificazione, quando i servizi che invece vengono offerti soprattutto all'interno della Venezia Isola sono sempre più carenti. Lo vediamo anche con i medici di base, lo vediamo con il trasporto pubblico, esistono pochissime corse per i residenti, la maggior parte delle corse, soprattutto poi in questo periodo in cui abbiamo forti piogge, sono intasati. E appunto questi sono problemi che arrivano con la turistificazione e servirebbero degli investimenti seri, più che per un ticket di accesso, magari per un tetto oppure un canone concordato per gli studenti, per gli affitti. Grazie ad Angelica Morresi e Iris Mioni, e per ora vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois e Sandro Pocchio, grazie anche agli studenti. Adesso il caso Electrolux, continua la mobilitazione tra Porcia e Susegana contro il piano shock dell'azienda che, come lo sapete, prevede 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti nel territorio nazionale. Continua ovviamente la preoccupazione costante dei lavoratori. Il 25 maggio saranno a Roma. È dura. Io ho 25 anni che sono qua, ho 60 anni e mi mancano 4 anni per dare pensione. Spera in qualche modo di poter continuare e finire la carriera qui? Spero, perché a 60 anni nessuno mi vuole. Poi dicono che basta aver voglia di lavorare, ma a questa età non è possibile. Preoccupazione, un po' di paura che chiuda per trovare lavoro, perché ho 57 anni, me ne mancano 12 e non si trova lavoro. Da quanto lavora qui lei? 30 anni. Speriamo bene che si riesca a trovare una soluzione al problema, perché per molti di noi è molto difficile. Prenda me, io ho 59 anni, se perdo sto lavoro sto rovinato. Da Porcia, dove è stata proclamata un'altra giornata di sciopero, le voci della disperazione dei lavoratori dopo l'annuncio shock di Electrolux, che prevede 1.700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto. Tra dipendenti e lavoratori dell'indotto sono migliaia le famiglie preoccupate. Tra le province di Treviso e Pordenone si spera che uno spiraglio arrivi dal tavolo nazionale convocato per il 25 maggio a Roma al Ministero per le Imprese ed il Made in Italy, tavolo che sarà preceduto lunedì prossimo da un incontro in regione al quale parteciperanno gli assessori di Veneto e Friuli Venezia Giulia e le parti sociali. A Susegana oggi giornata di assemblea per i lavoratori. I sindacati hanno quantificato
quantificato in circa 200 gli esuberi per la sede veneta. Senza contare che ci sarà una ripercussione forte anche su chi lavora per noi all'interno della fabbrica, che non è un dipendente diretto, le signore della mensa, le signore delle pulizie, chi fa carico e scarico, le ditte esterne e le ditte che lavorano per noi, quindi è veramente un dramma. L'appello è sensibilizzare l'azienda a valutare il piano industriale che ci ha messo sul tavolo e comunque a vedere i lavoratori non come un costo ma come un investimento, perché siamo noi che produciamo quello che poi dà la ricchezza, ha dato la ricchezza all'azienda e anche al territorio. È preoccupante sì, anche perché ci aspettavamo, soprattutto i giovani, di avere un futuro e di crescere in questa azienda. E ritrovarsi così da un giorno all'altro non sicuri di essere tra quelli che rimarranno non è facile, ecco, una situazione un po' si spera in qualche miracolo. Intanto la carenza di componenti fondamentali per la produzione di frigoriferi, piani in vetro e cavi elettrici ha indotto la direzione dello stabilimento di Susegana a prevedere per lunedì 18 maggio una fermata completa della fabbrica per tutta la giornata. Sarà chiesta la cassa integrazione ordinaria. Nei prossimi giorni, come sapete, avete sentito lunedì l'incontro a Palazzo Balbi, intanto nei prossimi giorni anche il governatore del Veneto Stefani incontrerà i lavoratori di Susegana. Io ho scelto di essere in prima persona con i lavoratori, andrò nei prossimi giorni allo stabilimento e soprattutto voglio a loro offrire i tavoli di crisi che la Regione mette a disposizione in casi come questo. È chiaro che poi la competenza è di carattere ministeriale, ma noi abbiamo a disposizione dei fondi di coesione, per esempio per quanto riguarda la riqualificazione del personale, l'apertura del tavolo di crisi a livello regionale, tra l'altro con dei tecnici che sono riconosciuti a livello nazionale. L'assessore Bitonci peraltro ha seguito le crisi aziendali al Ministero fino a qualche mese fa, prima di essere chiamato a fare l'assessore qui, e quindi abbiamo le competenze e gli strumenti per provare a dare delle risposte. Adesso invece parliamo dell'antivirus e parliamo del paziente in isolamento a Padova. L'assessore regionale alla sanità Gerosa rassicura sulla gestione del medico sudafricano che era stato in contatto passeggero dello stesso aereo con la donna olandese morta nella nave focolaio. Il piano del Ministero, il piano pandemico è attivo, dice l'assessore. Resterà in isolamento fiduciario e monitorato fino al 7 di giugno il medico sudafricano passeggero del volo KLM con la donna olandese morta per antivirus, moglie del paziente zero. Negativo al test eseguito lunedì mattina, il 50enne si trova ancora nell'albergo di Padova. Il sindaco Sergio Giordani ha firmato l'ordinanza di isolamento. Sulla gestione di questo caso e sulle disposizioni ministeriali ha risposto l'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa. Il piano per la pandemia è in atto, quindi c'è tutta l'attenzione dovuta al caso e verranno prese in considerazione tutte le ipotesi nel caso la situazione dovesse modificarsi ulteriormente. Bisogna evitare allarmismi ma nemmeno sottovalutare i rischi. Tutti quanti i cittadini siano sempre un pochino intimoriti quando c'è il non conosciuto, no? Quando usciamo dalla nostra comfort zone, ma credo che se i mass media e le autorità sanitarie riescono a tranquillizzare i cittadini, questa psicosi dovrebbe dissolversi, pur mantenendo un'estrema attenzione e, come dire, l'allerta sulla problematica. Mettere in pratica quello che la pandemia da Covid-19 ci ha insegnato è il consiglio di Paolo Fortuna, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Sappiamo appunto che non è una patologia che si sta allargando, che è infettiva, che è virulenta, come è stato appunto il tempo del Covid, e quindi tutto è sotto controllo di fatto. E so che appunto anche l'azienda ULSS si sta muovendo in questo senso e vorrei veramente dare massima sicurezza e dare sicurezza comunque alla cittadinanza. Ricordiamoci sempre comunque che l'igiene delle mani, la tutela appunto, cioè quei comportamenti che, se ci ricordiamo, erano molto importanti nel Covid, nella nostra vita sono sempre fondamentali. Dal caso antivirus a quello degli inquinanti nell'autostrada pedemontana, ieri la provincia di Vicenza e 15 sindaci vicentini sono andati proprio a Venezia per fare il punto della situazione con la regione.
PFBA, nome in codice dell'inquinamento da composti perfluoroalchilici a catena corta. I PFBA, la cui presenza è stata segnalata nella terra e nelle rocce da scavo della Pedemontana, sono al centro del summit che oggi si è tenuto a Venezia, Palazzo Balbi. La provincia di Vicenza, con gli assessori regionali Elisa Venturini all'ambiente e Marco Zecchinato alle infrastrutture, hanno fatto il punto della situazione. Attorno al tavolo i sindaci dei comuni vicentini interessati: Brogliano, Caldogno, Castelgomberto, Due Ville, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Montecchio Maggiore, Monticello Conteotto, Sarcedo, Tiene, Trissino, Vicenza e Villa Verla. Le analisi che si stanno facendo sui PFBA e quindi gli effetti che hanno sull'organismo, che sembrano essere diversi rispetto a quello che avveniva nel comparto precedente dei FAS, e su questo c'è stato dato un conforto sul fatto che non rimangono nell'organismo dell'essere umano. E poi l'altro aspetto importante è un monitoraggio che l'ARPAV sta facendo in maniera veramente molto intensa, con diversi pieziometri e diversi pozzi, di quella che è la situazione delle acque. L'aspetto più importante è da ribadire ancora una volta che le acque dei sistemi degli acquedotti pubblici sono assolutamente controllati e assolutamente potabili, ma la cosa più importante è la volontà ancora più forte di riuscire a ridurre quello che è l'approvvigionamento per l'acqua da bere degli esseri umani da pozzi, che sembrano essere l'elemento più critico della catena, per quanto ad oggi non risulti nessuna forma di coinvolgimento di questo tipo di acqua, che viene costantemente monitorata. La Regione Veneto porta avanti le sue attività di monitoraggio informando i sindaci, così che anche i cittadini siano sempre aggiornati. Si punta a coinvolgere il governo perché ci sia un tavolo sull'ambiente. Noi con il territorio vogliamo dialogare e tenerci informati anche reciprocamente. A livello istituzionale abbiamo già fatto una seconda commissione, quinta commissione consigliare proprio su questo tema a livello regionale, proprio per fare il punto anche con i consiglieri regionali, con tutti i consiglieri interessati dal tema. E quindi la Regione ha dimostrato, insomma, che questa volta e anche in occasione della seconda e quinta commissione congiunta, che ha voglia di approfondire, sta seguendo il tema, e quindi c'è la massima attenzione da parte nostra. Il tema del fine vita, che è tornato di prepotenza nel dibattito politico anche regionale, dopo che è stato proiettato in Consiglio regionale il film sul caso, sulla vicenda di Stefano Geller. Parla il presidente del Veneto Stefani, che dice che una norma valida solo sul territorio veneto sarebbe impensabile. Ribadisce dunque la necessità di un intervento nazionale del Parlamento. Il fine vita torna al centro del dibattito politico anche in Veneto, riaprendo lo scontro sulle competenze tra Regione e Parlamento. Il prossimo 3 giugno, proprio a Palazzo Madama, si inizierà a discutere sulla proposta di legge. A pronunciarsi sul tema anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani. È fondamentale dire le cose come stanno in questo senso. Fine vita è un tema di carattere nazionale. Chiunque ci sta ascoltando capisce che non può esistere che una regione disciplini la cosa in maniera completamente diversa dagli altri. Però se vogliamo essere concreti sul punto, la Regione ha una prerogativa che è la legge di iniziativa regionale, una legge statale, quindi che viene proposta al Parlamento, e il Parlamento poi può approvarla. Tra l'altro risulta che il Parlamento sta calendarizzando i progetti di legge in materia di fine vita, e quindi se vogliamo davvero arrivare a questa discussione dobbiamo scegliere questa strada. Tutte le altre strade portano ad un vicolo cieco. Per il governatore è impensabile che norme su temi così delicati possano valere soltanto in un singolo territorio, da qui l'appello a una disciplina nazionale condivisa. Esiste questa prerogativa da parte della Costituzione, le sentenze della Corte Costituzionale sulla legge toscana e sulla legge della Sardegna, che hanno provato a disciplinare in via autonoma, quindi a livello regionale, il fine vita, sono state smantellate. Quindi o continuiamo ad andare addosso al muro, oppure scegliamo di fare un'altra strategia, quella di proporre un'iniziativa di legge che parte dalla Regione e che arrivi però al Parlamento. Solo il Parlamento può disciplinare in maniera organica una disciplina che riguarda i diritti della persona. È ovvio che nessuna regione può decidere in maniera autonoma rispetto alle altre su un tema come questo. Sono proprio questioni che tra l'altro la Corte Costituzionale ha chiarito in maniera netta. Intanto sul fronte sanità, nella Marca un'operazione record, rimozione di 4 tumori al cuore a una paziente trevigiano di 39 anni, un caso rarissimo di una patologia genetica risolto brillantemente. Al Cafoncello. La catena
della nostra azienda ha funzionato, nel senso che un medico di famiglia si è accorto che il paziente aveva una mancanza di respiro, è giunto alla nostra attenzione, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, che è quello di fare una visita e un'ecografia cardiaca, che hanno immediatamente evidenziato che c'erano delle masse all'interno del cuore che spiegavano perfettamente perché al signore mancasse il respiro. Tutto parte da una mancanza di fiato, ma i campanelli d'allarme per l'equipe cardiologica e cardiochirurgica dell'ULSS 2 sono scattati all'istante e da quel momento il paziente, un 39enne trevigiano, è stato ricoverato e operato d'urgenza dal dottor Minniti, che gli ha sportato 4 tumori, una patologia genetica rarissima definita sindrome di Kerney, che colpisce 1 su 1 milione. Il cuore, un cuore normale, grande come il pugno di una persona. Questi tumori erano uno di 4 centimetri e altri 3 di 1,5 centimetri, quindi erano grandi per la cavità cardiaca. Un'operazione durata 4 ore e molto complessa. L'intervento chirurgico è un intervento molto complesso che viene fatto entrando nel torace, mettendo una circolazione extracorporea, cioè una macchina che faccia da cuore e da polmone. Dobbiamo fermare il cuore, aprire il cuore. In questo caso abbiamo aperto 2 camere cardiache e rimosso questi tumori, dopodiché c'è la fase di ricostruzione delle pareti cardiache ed eventualmente delle valvole cardiache. Fatto questo, viene fatto ripartire il cuore e viene chiuso il torace. Una malattia che ha un tasso di trasmissibilità del 50%. Controlli sono stati fatti dunque sia sul padre del paziente sia sui figli. Una presa in carico totale che dimostra che fare squadra tra i reparti è sempre la chiave vincente. Oggi il paziente sta bene e anche i familiari sono entrati in follow-up, il paziente è stato seguito ed è preso in carico dalla nostra struttura, che quindi verrà seguito con frequenza regolare per valutare il proseguo della traiettoria clinica nell'arco dei prossimi mesi. Ma anche se questo è un caso rarissimo, non si deve dimenticare che per avere un cuore sano bisogna sempre fare prevenzione, che il dottor Cernetti riassume così. Il fatto di avere un buon controllo del proprio peso corporeo, fare 1 ora di passeggiata al giorno, non fumare, avere una dieta povera di proteine animali e avere un buon controllo dei valori della pressione, della glicemia e del colesterolo abbatte di oltre il 50% gli eventi cardiovascolari. A Padova che saluta il professor Adone Brandalisa, maestro del pensiero critico, c'è lutto per la sua scomparsa. È mancato a 76 anni il professor Adone Brandalise, filosofo ed intellettuale, per anni professore di teoria della letteratura all'Università di Padova, dove è stato anche direttore del Master di Intercultura. Brandalise era nato a Pistoia nel 1949, ma fu a Padova che legò la sua carriera accademica. Qui infatti si laureò nel 1972 con Vittore Branca, attivo fino al 2019, anno in cui prese commiato dall'Ateneo. Per intere generazioni di studenti Brandalise non fu solo docente, ma un maestro che con la sua sterminata cultura fu strenuo sostenitore del pensiero critico. Il suo approccio, sempre aperto, attraversato da discipline diverse e da una curiosità instancabile, ha lasciato il segno duraturo nella nostra comunità accademica, ha dichiarato la rettrice Daniela Mappelli. Di lui resterà non solo l'eredità fatta dei suoi scritti, studi e insegnamenti, ma soprattutto il ricordo di una presenza viva, capace di interrogare, di coinvolgere, di far pensare. L'Università di Padova si stringe intorno alla sua famiglia, conclude la rettrice, alle sue allieve, ai suoi allievi e a tutte le persone che lo hanno stimato e apprezzato. Torna l'appuntamento del venerdì con Ecovisioni, torna a trovarci, se non sbaglio, collegato da Bologna, Andrea Ferrazzi. Buongiorno Andrea Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, è una giornata importante perché oggi parliamo del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare i cittadini, imprese, associazioni, insomma la società civile nella sua interezza, ovviamente anche le istituzioni sui temi di sostenibilità economica, sociale, ambientale. 17 giorni fino al 22 di maggio, è iniziato il 6 in tutta Italia, quindi
quindi eventi dappertutto, itineranti in tutta Italia. 17 come sono gli obiettivi poi delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. È un grande evento, e uno dei motori di questo evento è ASVIS. Allora abbiamo il piacere di avere con noi, collegato sempre da Bologna se non sbaglio, il cofondatore e direttore scientifico, torna a trovarci, di ASVIS, Enrico Giovannini. Buongiorno. Buongiorno, in realtà sono a Firenze. A Firenze, ecco, allora siamo a Firenze e siamo a Bologna, siamo un po' davvero dappertutto oggi. Allora, la prima cosa che chiedo a Giovannini è di ricordare un po' ai nostri telespettatori che per la prima volta magari si accostano ad ASVIS, cos'è ASVIS? ASVIS è la più grande associazione, alleanza in realtà di soggetti della società civile, oltre 300, nata 10 anni fa per realizzare in Italia l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e promuovere il raggiungimento di quegli obiettivi che lei ha ricordato. ASVIS riunisce associazioni di categoria, Confindustria, Confagricoltura, Commercio, i sindacati, le associazioni del terzo settore, le università, le città, in realtà le associazioni di tutti questi, e promuove proprio anche attraverso il Festival dello Sviluppo Sostenibile la politica, le scelte, anche le scelte imprenditoriali verso uno sviluppo più sostenibile, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico, sociale e istituzionale. In questi 17 giorni si parla davvero di tutto, perché una cosa che abbiamo imparato con Andrea Ferrazzi nelle nostre trasmissioni è che quando uno pensa allo sviluppo sostenibile pensa subito all'ambiente, ma in realtà 17 obiettivi delle Nazioni Unite parlano di molto altro, non solo di ambiente. L'ambiente è quello che è, diciamo, il tema più ricorrente, perché spesso lo dobbiamo raccontare anche con i cambiamenti climatici e i disastri conseguenti, ma quando parliamo di sviluppo sostenibile, ed è tutto correlato, si parla di economia e si parla di sociale, così. Esattamente, l'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 riguarda l'energia, esattamente quello che purtroppo affligge oggi il nostro Paese, non solo con la nuova crisi energetica, e si dimostra come investendo in rinnovabili, in transizione energetica, grazie ai costi che si sono ridotti enormemente, è possibile aumentare la competitività e il reddito delle famiglie, tagliando i costi dell'energia, ma anche essere più indipendenti dal resto del mondo e far bene all'ambiente. Ecco, l'Agenda 2030 spinge proprio a vedere le cose non in modo separato, gli fenomeni economici, sociali e ambientali separati, ma avere questo approccio integrato, che è esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento, soggetti in 4 anni alla seconda crisi energetica che sta sconvolgendo in particolare l'Europa e soprattutto l'Italia. Allora, a proposito di questo, Ferrazzi, abbiamo imparato ormai da tempo un nome, Hormuz o Hormuz, a seconda della pronuncia, questo stretto che sta davvero mettendo in crisi l'economia mondiale. Una follia, possiamo chiamarla così, Ferrazzi? Beh, certo, è una follia. Basta pensare che uno stretto largo 50 km sta bloccando l'economia dell'intero pianeta. E sono bastati 2 o 3 barchini dell'Iran per mettere a repentaglio la sicurezza economica e l'autonomia energetica di interi paesi del mondo, e in particolare, come adesso accennava il professor Giovannini, l'Italia, che è il paese europeo più esposto alla dipendenza energetica da fonti appunto fossili. È un sistema assolutamente folle, ha ragione lei, e non risponde a nessun concetto nemmeno di razionalità economica essersi esposti in questo modo, essere dipendenti da decisioni di altri paesi, a volte gli Stati Uniti, prima la Russia, adesso l'Iran. Essersi esposti su una questione che riguarda le nostre tasche, perché i costi delle bollette li stiamo vedendo tutti, delle bollette energetiche, dell'energia elettrica, della benzina. Tra qualche giorno finirà il finanziamento del governo sulle accise e lì rischiamo di andare ben oltre i 2 euro al litro, sia per il gasolio sia per la benzina.
E poi è una politica assolutamente folle, è una visione folle anche dal punto di vista della sicurezza e dell'autonomia energetica, perché vede, l'energia non ha a che fare semplicemente con le nostre tasche, sarebbe già un tema piuttosto significativo, e anche con la competitività delle imprese. L'extra costo energetico delle imprese italiane è del 30-40% più alto della media europea, e con questo diciamo già molto. Ma l'energia ha a che fare anche con la sicurezza energetica, e con l'autonomia energetica, ha a che fare con la sicurezza democratica dei paesi, perché nel momento in cui dipendi da fornitori esterni, di ogni evidenza che sei appeso sempre a un filo che può essere un tubo, come appunto il tubo che portava il gas dalla Russia all'Italia, passando per Tarvisio, piuttosto che a un tubo che arriva dall'Algeria, altro paese che non è esattamente un modello di democrazia e nemmeno di sicurezza istituzionale, eppure siamo molto dipendenti oggi dall'Algeria così come dalla Libia, oppure dalle navi che arrivano adesso molto dagli Stati Uniti. Pensi che il gas naturale liquefatto nel 2021 arrivava dagli Stati Uniti, nel nostro paese il 9,5% dell'importazione complessiva. Nel 2025 siamo passati al 45%. Perché vede, l'altra domanda da porsi, e poi casomai si può approfondire, è: ma chi ci sta guadagnando? Cioè, in questo delirio mondiale in cui le persone sono messe in ginocchio, le imprese sono messe in ginocchio, i sistemi, i paesi stanno cercando affannosamente di correre ai ripari, in cui l'Unione Europea paga di extra costo rispetto alla media 500 milioni al giorno per comprare petrolio e gas dopo appunto lo scatenarsi della guerra nel Golfo e quindi nello Stretto di Hormuz. Chi ci guadagna? Certo, c'è chi ci guadagna, e chi ci guadagna sono le aziende che producono e commercializzano il gas, il petrolio, e anche le aziende del trade, per esempio le grandi banche d'affari, in particolare quelle americane, le cosiddette le Big Six, la Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, eccetera, hanno guadagnato, hanno fatto extra utili miliardari in questi 60 giorni. Allora, su queste cose dobbiamo interrogarci. L'ASVIS giustamente sta facendo una campagna da tempo per liberare il nostro paese da questa dipendenza e farci più ricchi, più competitivi e anche più sicuri. Giovannini, abbiamo individuato quali sono le cause, anche di questa situazione. Lei è stato anche ministro, quindi conosce bene anche le dinamiche interne di un governo. La politica cosa deve fare? Un passo ulteriore. Qual è il passo che deve fare la politica? Perché non solo l'Italia, ma in Europa, ma in particolare l'Italia, si è fermi a guardare questa partita di ping pong o di scacchi tra le grandi potenze. Ma si ricorda quando il Presidente del Consiglio diceva che l'Italia voleva essere l'hub del gas del Mediterraneo? Certo. Ecco, il risultato è quello che vediamo. Ed è un risultato che non è semplicemente dovuto appunto alle decisioni del Presidente degli Stati Uniti o dell'Iran, ma è un risultato prevedibile. Viviamo un po' nel giorno della marmotta, si ricorda quel film in cui il protagonista ogni giorno riviveva lo stesso? Ecco, nel 2022 avevamo già capito tutto questo, e infatti il PNRR aveva dato una spinta fortissima, doveva dare una spinta fortissima verso l'efficienza energetica, in particolare delle imprese, le comunità energetiche e soprattutto l'investimento in rinnovabili. L'hanno fatto la Spagna, l'ha fatto la Germania, noi no. Perché? Perché negli ultimi anni le legislazioni che sono state approvate, e non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale, hanno frenato questa spinta e ora ne paghiamo il prezzo. Quindi non si tratta tanto di fare un passo avanti, si tratta di dichiarare di aver sbagliato una strategia che viene da lontano, che avvantaggia alcuni ma non certo le famiglie e le imprese, e che ora si deve cambiare passo, richiamando al livello nazionale, in nome della cosa che è prevista dalla Costituzione, dell'interesse nazionale, tutta una serie di competenze che sono state in parte trasferite alle regioni. Quando nel 2001 la Costituzione fu modificata nel titolo V e si diede alle regioni
la competenza dell'energia, si immaginava la distribuzione dell'energia. Ma oggi, in cui possiamo avere un modello, grazie alle rinnovabili, di produzione decentrata, quindi anche più sicura, meno concentrata, questo meccanismo non funziona più. Ci sono regioni che spingono in questa direzione e altre che frenano. Pensiamo alla Sardegna, ma anche alla Toscana, ma anche all'Emilia. Quindi, come vede, indipendentemente dal colore politico, perché? Perché per anni, gli ultimi 3 anni, si è fatta la guerra, questa sì ideologica, alla transizione ecologica, alla transizione energetica, in nome di una lotta a un'ideologia green che non è mai esistita, perché se lei rilegge il Green Deal del 2019, diceva esattamente questo: la transizione è un affare, non è semplicemente una questione ambientale, è un affare economico. E guardi, i dati che abbiamo presentato nel rapporto di primavera il 6 maggio lo dimostrano chiaramente. Le imprese italiane manifatturiere che hanno investito sulla sostenibilità sono molto più efficienti, produttive e anche competitive, al punto tale che aumentano l'occupazione molto più delle altre. Un dato per tutti: le imprese manifatturiere con oltre 10 addetti che hanno investito in sostenibilità, sono dati Istat, non sono sondaggi, hanno visto, se hanno investito nel triennio 2016-2018, nei 3 anni successivi crescere il loro valore aggiunto del 16% in più, a parità di altre condizioni, rispetto alle imprese che non hanno investito in sostenibilità. Dunque è un affare economico, è un affare ambientale e dunque anche sociale, perché abbattere i costi dell'energia consente alle famiglie di avere più potere d'acquisto. E Farazzi, è il grande discorso, no? Far capire a chi ancora non l'ha capito la convenienza della sostenibilità. Però nel frattempo, in questi giorni, dopo l'informativa su Hormuz dei ministri Tajani e Crosetto, Giorgia Meloni annuncia che entro l'estate sarà adottata la legge delega, i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione di nucleare in Italia, che un po' come dire, contrasta con l'idea di una transizione. Ma guardi, io credo che noi dobbiamo essere a favore di qualsiasi scelta che vada ad approfondire dal punto di vista della ricerca di base, quindi poi della ricerca applicata e quindi dell'applicazione appunto nella tecnologia. E quindi è assolutamente corretto che a livello mondiale, anche nel nostro paese, continui tutte le ricerche necessarie, sia dal punto di vista, diciamo, della fissione nucleare che della fusione nucleare. E in questa direzione quindi io credo che si debba procedere con forza. Il tema vero è duplice riguardo al nucleare. Innanzitutto il nostro paese ha scelto, d'accordo o non d'accordo, ora non è questo il tempo del dibattito, di uscire dal nucleare. Quindi da svariati decenni il nostro paese non ha centrali nucleari che sono attive. E seconda questione, c'è una questione di tempi, perché se noi dobbiamo decarbonizzare il nostro paese all'interno di una decisione ormai globale entro il 2050, alcuni paesi hanno fatto 2050, 60, addirittura 2070, comunque la maggioranza dei paesi del mondo ha individuato questo obiettivo strategico per la nostra sopravvivenza anche economica, perché i costi della non transizione sono devastanti anche per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Ebbene, se vogliamo fare questo, è di ogni evidenza che pensare un paese come il nostro, che non ha centrali nucleari, di attivare adesso una trasformazione nucleare che possa portarci alla decarbonizzazione, è di ogni evidenza che si arriverebbe a tempi lunghissimi. E poi c'è la questione economica. Il nucleare, dal punto di vista proprio tecnico, sappiamo che costa il doppio o il triplo addirittura del gas a megawattora. In Francia, dove è sufficientemente diffuso il nucleare, lo Stato partecipa attraverso la fiscalità generale. L'azienda privata che gestiva il nucleare in Francia stava per fallire, è stata nazionalizzata. E il Paese ha deciso attraverso la fiscalità generale di contribuire agli extracosti del nucleare rispetto alla produzione di energia elettrica da altre fonti. Perché l'ha fatto? L'ha fatto fondamentalmente per un progetto di strategia nazionale, di autonomia nazionale, di indipendenza del tutto legittimo,
molto collegata all'idea della grandeur francese, di una strategia anche binucleare, appunto la bomba atomica che avevano, e quindi della capacità di individuare una fonte che gli consentisse, pur a costo molto più alto rispetto alle altre, di essere, come dire, autonome a livello mondiale. In parte ci sono riusciti. Però vede, poi c'è l'altra vera cosa, e noi stiamo continuando a discutere del nucleare sì, nucleare no, come se il mondo fosse ancora fermo al 1986 a Chernobyl, oppure quello che è successo a Fukuyama. La realtà è che la rivoluzione tecnica e scientifica in questi decenni ha fatto sì che sia entrata nel mercato un'altra fonte di energia, che sono le fonti rinnovabili, che sono del tutto innovative, che sono stracompetitive, che hanno impatto quasi zero sull'ambiente, sul cambiamento climatico, che costano meno alle famiglie e che costano meno alle imprese. Il nostro paese produce meno del 40% dell'energia elettrica complessiva da fonte rinnovabile, mentre produce il 47% dal gas, inquinando e costando, tirando fuori, cioè dalle nostre tasche di cittadini e imprese, un sacco di quattrini ogni giorno. La Spagna, per esempio, ha fatto una scelta del tutto diversa, produce più del 60% dell'energia da rinnovabili, e l'abbiamo visto perché il prezzo unico nazionale, il cosiddetto PUN, soprattutto in queste settimane di tensioni energetiche e geopolitiche, nel nostro paese è 130-140 euro a megawattora. In Spagna siamo sui 20, 30, 35 euro a megawattora, aiutando moltissimo le imprese a sviluppare una competitività, e non a caso il prodotto interno lordo spagnolo sta crescendo in maniera molto più robusta del nostro paese. Allora serve una politica industriale capace di vedere con lungimiranza il breve periodo, quindi politica assolutamente a favore della transizione green anche in energia, e soprattutto nel lungo periodo. Ecco Giovannini, su questo è importante capirsi anche sulla tecnologia. Allora io sto guardando anche un po' quelli che sono i temi di dibattito in questi giorni, ad esempio oggi proprio nel Festival dello Sviluppo Sostenibile c'è un titolo che peraltro è un talk di cui si parla fra poco, intorno alle 2, e si parla di quale tecnologia per la transizione energetica, il mito della neutralità tecnologica, perché la transizione ha bisogno di una tecnologia adeguata. Noi in Italia abbiamo questa tecnologia? Certamente sì. La neutralità tecnologica è una parola di cui abbiamo imparato a nutrirci in modo totalmente superficiale, perché cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato fissa degli obiettivi e poi il mercato, le imprese, i ricercatori decidono quali tecnologie sono le migliori per arrivarci. Questo vuol dire neutralità tecnologica. Se la Cina avesse seguito la neutralità tecnologica non sarebbe diventata la campionessa mondiale di esportazione delle rinnovabili, eccetera. Cosa voglio dire? Che la molteplicità tecnologica è una cosa, la neutralità è un'altra. Noi dobbiamo andare nella direzione delle energie che costano di meno, immediatamente disponibili e che possono farci aumentare competitività e autonomia. E queste energie si chiamano rinnovabili. Ricordiamo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nei suoi scenari, prevede che se si realizzassero tutte le centrali nucleari immaginate con un grande sviluppo nei prossimi decenni, nel 2050 l'energia nucleare rappresenterebbe il 2% del totale della produzione di energia. Proprio a Firenze oggi si svolge questo incontro a porte chiuse con i maggiori esperti di energia nazionali e internazionali, si chiama Energy Square, troverete la sintesi sul sito, in cui questi messaggi sono emersi in modo straordinariamente chiaro. Siamo noi che inseguiamo chiacchiere spesso da bar che forse produrranno risultati chissà quando e chissà come, e intanto appunto sprechiamo le occasioni salvo poi prendercela con l'Unione Europea. C'è un punto però importante sull'Unione Europea. La politica, e anche quella italiana, deve spingere per una vera Unione Europea dell'energia, perché vede l'energia prodotta in Spagna
in Portogallo, in Francia, in Italia, non fluisce regolarmente e facilmente tra i vari paesi. Avete parlato della Francia. La Francia ha un eccesso di produzione di energia legato proprio alla scelta del nucleare, ma questo eccesso non si trasferisce nel resto del mercato perché la Francia non vuole interconnettere il proprio sistema con quello degli altri paesi. Se l'Europa andasse nella direzione veramente dell'Unione Europea dell'energia, non ci sarebbe neanche bisogno di investire enormi quantità per fare nuovi impianti, perché, come dicevo, in molti casi gli impianti sono in sovrapproduzione, c'è una carenza di domanda. Ecco dove anche Draghi ieri nel suo discorso a Aquisgrana ha segnalato: se non facciamo il mercato unico anche dell'energia, rischiamo che i singoli paesi debbano fare investimenti non coordinati tra di loro, che vuol dire arricchire chi poi li costruisce gli impianti, ma non certo arricchire le imprese e le famiglie. Ferrazzi, nel frattempo la politica resta bloccata anche per una questione, credo, di mentalità. Mi sente, Zanetti? Sì, no, sì. Tenga conto che su questo, se posso certo. intervenire, il tempo medio di costruzione di una centrale nucleare in Europa è di 21 anni. Quindi è di ogni evidenza che dal punto di vista proprio quantitativo, dal punto di vista temporale, quello che andiamo dicendo adesso è un dato di realtà, cioè un pensiero assolutamente pragmatico. Oltre al costo, perché ad oggi una centrale nucleare di terzo tipo avanzato costa dai 10 ai 12 miliardi di euro. I cosiddetti small reactors che sono ancora in fase fondamentalmente di immaginazione e di progettazione, comunque dovrebbero costare non meno di 5-6 miliardi all'uno. Quindi, come dicevo all'inizio, va benissimo immaginare questo, ma che non diventi un alibi per bloccare la vera transizione possibile, che è quella del green, e che non diventi un alibi per mantenere lo status quo sulle nostre teste, quando qualcuno nel gas e nel petrolio continua invece appunto a guadagnarci nell'attesa di questo futuribile nucleare, che anche nell'analisi della Banca d'Italia, che fa appunto uno studio sul nucleare, viene chiamato l'atomo fuggente, perché la discussione sul nucleare che è in corso in questi anni è esattamente la stessa discussione del nucleare che è stata compiuta nel nostro paese a cavallo tra la fine del secolo del 990 e l'inizio del secondo millennio. Stesso discorso, alla fine stesse chiacchiere, nessun risultato, se non quello di confermare il gas e il petrolio e quindi la nostra dipendenza. Nel frattempo dicevamo c'è bisogno di un cambio di mentalità, forse c'è bisogno di una nuova generazione anche di politici. A Parma in questi giorni, Ferrazzi, si sta parlando proprio di futuro, il futuro. Ah sì, questo forse è meglio che lo spieghi proprio il professor Giovannini, che è stato colui che ha ideato questo progetto interessantissimo, che sfida il nostro paese a costruire delle politiche non basate sulla rincorsa quotidiana e affannosa, e che spesso trova soluzioni peggiori, diciamo, lasciando il paese in situazione peggiore di prima, ma immagini il futuro, gli scenari possibili, e costruisca a ritroso le politiche, no? Quello che si chiama il governo anticipante, e coinvolgendo naturalmente anche le giovani generazioni, cioè non parlando delle giovani generazioni, ma facendo sì che le giovani generazioni abbiano la possibilità. Su questo il progetto di Parma lanciato da ASVIS, da Giovannini, è assolutamente interessante, insomma, ma adesso meglio di me lo potrà dire lui. Ecco, professore, si è espresso anche un po' in questi giorni, giovani che vengono ignorati dalla politica, è così? Beh, abbiamo il Parlamento più vecchio della storia della Repubblica, perché con il taglio dei seggi, secondo lei chi è che è stato mandato a casa? I giovani o gli anziani? Ovviamente i giovani. E allora all'interno del progetto Ecosistema Futuro, e chi vuole visitare il sito ecosistemafuturo.it può saperne di più, proprio a Parma abbiamo lanciato la cosiddetta Assemblea Nazionale sul Futuro, che sarà una sorta di Parlamento rappresentativo della società, ma con una quota molto maggioritaria di giovani. E per preparare questa assemblea
che inizierà i suoi lavori nel 2027, quando Parma sarà la capitale europea dei giovani. Ieri abbiamo annunciato la Costituente, cioè 40 ragazze e ragazzi under 35, affiancati da 12 diversamente giovani, ricorderete i nomi, e cioè Mario Monti, Gianfranco Fini, ex presidenti della Corte Costituzionale, della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, ma anche del Consiglio Nazionale Giovani, cioè persone che hanno un po' più di esperienza, aiuteranno questi 40 ragazzi e ragazze per disegnare come dovrà funzionare questo Parlamento dei giovani, e poi si ritireranno in buon ordine alla fine di quest'anno, avendo disegnato, come fece la Costituente nel 1946, le istituzioni, e poi lasceranno ad altri, a 100-150 persone, di creare, realizzare e animare questa Assemblea Nazionale sul Futuro, che ci piacerebbe diventasse una terza Camera, ma nel frattempo pensiamo possa stimolare il Parlamento, le forze politiche, tutto il sistema istituzionale a fare un salto di qualità, perché appunto la nostra generazione non sta riuscendo a risolvere i problemi. Dobbiamo mettere la generazione più giovane al centro e consentirgli di fare scelte più lungimiranti di quelle fatte finora nel passato. È anche peraltro, professore, un racconto di una gioventù diversa da quella che spesso magari viene raccontata dai media. Guardi, così come improvvisamente la politica ha scoperto le rinnovabili a causa di questa crisi, così i media, la politica ha scoperto che i giovani sono tutt'altro che sdraiati sul divano con il referendum sulla giustizia. Come Asvis noi avevamo pubblicato proprio un position paper l'anno scorso, mostrando, dati alla mano, che i giovani erano molto interessati alla politica. Certo, non alla politica politicante, non alla politica dei talk show, non alla politica che si vede continuamente fatta di stereotipi, e si impegnano in molti casi, magari a livello locale, perché la nuova generazione di sindaci che cominciamo a vedere nei nostri comuni ha proprio questo spirito di grande innovazione. Ricordiamo che Parma è stata la prima città europea che ha istituito la valutazione di impatto generazionale, cioè una valutazione di tutti gli atti del comune in termini di effetti sui giovani e sulle future generazioni. Noi come Asvis siamo molto fieri di aver contribuito al cambiamento della Costituzione nel 2022, che ora fa riferimento all'interesse delle future generazioni, ma anche al varo della legge 167 nel 2025 di novembre, promossa dal governo su nostra richiesta, che obbliga da adesso in poi ogni governo a valutare le nuove leggi proprio in termini di impatto sociale e ambientale sui giovani e sulle future generazioni. Quindi, come vede, questo focus sui giovani è giusto, ma va anche ribaltato in parte, perché dobbiamo chiedere a loro quali sono le soluzioni che gli altri non riescono a vedere. Anche perché, come dice giustamente questa parola che vediamo del sito, ci sei dentro tu, cioè i giovani sono dentro al futuro, e quindi sono loro, chi meglio di loro può cercare di capire come uscire dall'impasse. Grazie al professor Giovannini e buon lavoro ovviamente nel proseguo anche del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che prosegue fino al 22 di maggio. Grazie e buon lavoro. Ferrazzi, ci sono pochi secondi. Grazie davvero. Pochi secondi per raccontarci di cosa parleremo fra 2 settimane. Avremo ospite Ermete Realacci, che è presidente di Simbola. Realacci è intervenuto in maniera significativa, per esempio sulla questione di PFAS, che riguarda molto purtroppo il territorio del nord del nostro paese, perché nel 2015 è stato colui che ha depositato la legge che ha trasformato i reati da puri, quindi ambientali, da amministrativi a penali, e che ha consentito di fatto
il giudizio della Corte d'Assise di Vicenza della scorsa estate di condanna dei top manager della Miteni, la prima condanna penale a livello mondiale. Quindi discuteremo con lui di queste questioni e sarà veramente interessante il dibattito. Ancora qualche secondo, volevo far vedere queste immagini che sono arrivate da Bologna. Qui parliamo anche un po' di ecovisioni, ma parliamo sempre di sviluppo sostenibile. Qui un parterre importante per tornare a parlare anche della collana Ecovisioni, vero Ferrazzi? Sì, la collana edita in Marietti è proprio dal nostro gruppo televisivo, una collana assolutamente innovativa. Ieri abbiamo avuto l'occasione di presentarla a Bologna con la presenza del Cardinal Zuppi, con la presenza di esponenti fondamentali, anche dell'editore di Media Nord-Est. È stato un dibattito veramente interessantissimo, in 2 ore e mezza nessuno si è staccato un attimo perché l'attenzione è stata massima e abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di inquinamento, abbiamo parlato soprattutto delle risposte che possiamo e dobbiamo dare al nostro Paese, perché è di ogni evidenza che questa è la nostra responsabilità. Un'analisi critica della situazione, ma sempre parametrata sulla possibilità e sulla necessità di trovare le soluzioni. Grazie davvero a Andrea Ferrazzi. Allora l'appuntamento l'abbiamo detto, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E noi ci lasciamo ovviamente come sempre con il meteo. Vi ricordo alle 15:50 il film Un divano a Tunisi. Grazie per averci seguito, arrivederci.